E ora vi proponiamo una videotestimonianza sull'Erasmus di Simona De Fazio, studentessa della Facoltà di Sociologia presso la sede bresciana, che ha trascorso 5 mesi a Cracovia. Simona, tu sei stata 5 mesi in Erasmus a Cracovia. Quali sono state le tue prime impressioni quando sei arrivata? All'inizio ero molto spaventata perché non conoscevo la città, l'impressione però è stata buona, nel senso che non mi aspettavo che fosse una cittadina molto viva, invece era piena di iniziative, di locali da frequentare, di pub, di gente da conoscere, perché è prettamente una cittadina universitaria. E quindi in realtà dopo una prima fase brevissima di una settimana in cui non era ancora iniziata l'università e quindi non facevo molto, nel senso che non sapevo dove andare, dove girarmi, in realtà dopo la settimana di orientamento è andato meglio, quindi ho iniziato a visitare la città, che è molto bella, è piena di storia. Perché hai scelto una meta così particolare, di sicuro poco usuale? Ho scelto Cracovia perché per la mia facoltà era sicuramente, non c'era un'ampissima scelta e forse non erano comprese neanche quelle scelte che vengono considerate tipiche per l'Erasmus, quindi la Spagna piuttosto che l'Inghilterra, così. Però a me piaceva molto l'idea di Cracovia perché sicuramente era una città che non conoscevo, una realtà che non conoscevo e che secondo me già si staccava molto di più da quella che era la nostra cultura. Ed era molto interessante comunque anche andare in un paese dell'est, comunque con tutta una sua storia particolare, e sicuramente poi ci sono anche aspetti più materiali, pratici, come per esempio il fatto che sicuramente vivere a Cracovia richiede sicuramente meno sforzi in tutti i sensi, anche economico, di altri paesi come magari la Spagna o l'Inghilterra. Tu sei una studentessa di sociologia e sono pochi gli studenti che partono dalla tua facoltà. Cosa consiglieresti a chi vuole partire? Ma innanzitutto consiglierei di partire, nel senso di non farsi prendere dall'angoscia, di rimanere indietro o comunque di non riuscire ad essere puntuale con gli esami e col corso di studi, nel senso che comunque se si ha intenzione di partire i docenti e i responsabili di facoltà aiutano e spingono perché noi facciamo queste esperienze, quindi di affidarsi pure ai professori, di chiedere, di non aver paura, nel senso che comunque è un'esperienza che io ho fatto, sono riuscita a dare 3 esami e non vado fuori corso, nel senso che sono comunque insomma, tutto è stato fatto cercando di aiutarmi e di farmi vivere la mia esperienza al meglio. Comunque consiglio di farla e di non farsi intimorire, nel senso che ovviamente ci sarà un momento in cui insomma magari si sarà un po' spaesati, si avrà paura perché non si conoscono le cose, le persone, però è questione di poco, proprio di ambientarsi. E con la lingua come hai fatto? Hai imparato il polacco oppure usavi l'inglese? Allora, prettamente usavo l'inglese, nel senso che è una lingua molto usata e molto conosciuta da loro, nel senso che chiunque per strada a chiunque puoi chiedere informazioni e ti possono rispondere in inglese, certo magari non persone mature di una certa età. Il polacco l'ho imparato poco perché è molto difficile, è tipo il latino da imparare, però con l'inglese me la sono cavata tranquillamente, anche gli esami sono stati in inglese e non è stato difficile in fondo, se uno ha una conoscenza minima, però se uno si pensa di sentirsi più sicuro può fare un corso prima, anche se per questo anche la Cattolica fa fare un corso non un corso, però fa fare un esame, quindi uno può anche misurarsi col fatto, cioè può anche capire se è in grado di sostenere un dialogo o no in inglese. Quindi. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:30 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. E ora vi lascio alla sfilata degli Alpini da Bergamo. Grazie per essere stati con noi.